Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi vi porto a trovare qualcosa di dimenticato. Ecco, siamo alla stazione delle Ferrovie Nord Milano di Grandate Breccia. Io sono arrivato qui con la mia bicicletta e da qui partiremo per ripercorrere la vecchia ferrovia che fino al 1966 raggiungeva Varese, partendo proprio da qui. Quelli che vedete sono i binari che vanno verso Milano. Quelli che andavano verso Varese passavano da qui ed ora sono stati trasformati in strada e marciapiedi e noi li percorriamo. In questo posto, che sicuramente voi conoscerete, termina la strada asfaltata ed inizia il vero percorso della ferrovia, laggiù lo sterrato. Il casello numero 4 è ancora perfettamente in piedi, anche se ormai praticamente abbandonato. È comunque bello ritrovare queste testimonianze ancora così vive. Lungo il percorso anche qualcosa di nuovo ed accogliente. È bello che ci sia qualcuno che si ricorda di queste cose. Un ponticello sul quale si vedono ancora le travi che accoglievano la linea ferrata. Uno scultore di strada ha lasciato qui la sua testimonianza. Qui un bel profilo di donna ed una Lucia, la barca del lago di Como. Qui purtroppo una strada ha sostituito la vecchia ferrovia. Un cartello ci indica ancora il percorso. Prendiamo il percorso un po' invaso dalle macchine e giungiamo alla stazione di Villa Guardia. Purtroppo ci siamo persi quella di Montano Lucino, che evidentemente è stata distrutta, ma questa c'è ancora e c'è ancora l'indicazione del luogo. E sono rimaste in piedi persino le toilette. Eccole qui. Che bello ritrovare queste testimonianze. In un'area completamente urbanizzata, ecco spuntare in mezzo ad una strada il casello numero 5 e accanto ad esso il vecchio pozzo che lo serviva. Ed ecco il casello numero 6, è tuttora abitato. I proprietari hanno pensato bene di opporre una totale recinzione sulla linea ferroviaria in modo che non si possa più passare. Fortunatamente a monte un sentiero mi ha consentito di attraversare questa barriera. Qui a fianco c'è la struttura della nuova tangenziale di Como. Siamo all'Urate Cacivio e qui purtroppo il vecchio tracciato che passava da lì è stato interamente occupato da fabbricati industriali ed è stato praticamente venduto e qui non si passa più, siamo costretti a un lungo giro. Per fortuna qualche amministrazione un po' più illuminata delle precedenti ha ripreso il vecchio percorso a partire dal ponticello sulla Lura. Ora lo ripercorriamo anche noi. In questo bel percorso sono stati posati due cordoli a delimitare esattamente il percorso della ferrovia che giungeva in centro all'Urate Cacivio. Di fronte a noi l'area dove di solito il giovedì viene messo il mercato è stata asfaltata per permettere questa manifestazione e laggiù in fondo è il tendone che è l'hub per le vaccinazioni Covid-19 della zona dell'Oggiatese. Ed ecco la bella stazione di Lurate Cacivio con il piccolo centro merci e con a fianco il segno dei tempi. Guardate che bello questo particolare. I vecchi servizi della stazione sono stati ristrutturati ed adibiti a servizio per l'hub vaccinale. L'interno è stato tutto ripreso e piastrellato per poter accogliere i pazienti. E
Qui un dettaglio che nemmeno gli abitanti di Lurate Cacivio ricordano. Questo è il vecchio ponte della ferrovia sulla Lura. Era stato costruito apposta per la ferrovia. Peccato che appena al di là del ponte la ferrovia sia diventata il giardino di una villa. Dopo un lungo girovagare fra villette e fabbriche, rieccola finalmente. Il casello numero, e chi lo sa, purtroppo è diroccato in mezzo ai campi. Ecco un altro casello, il numero 10, in ordine e abitato, ma purtroppo un cancello ci sbarra il passaggio. Andiamo a cercare la strada. Abbiamo ritrovato la strada e siamo arrivati a Dolgiate Comasco. Ecco qui la vecchia stazione, qui arrivava il treno e a destra era stata costruita la nuova pensilina moderna con biglietteria per accogliere i numerosi viaggiatori dell'epoca. Ed eccoci al casello numero 11. Sembra anche ben tenuto, ma è completamente disabitato. La ferrovia arriva da qui, dalla stazione di Dolgiate. Siamo sulla sponda sinistra di un bellissimo ponte in mattoni che attraversava una piccola strada. Poi questa piccola strada è diventata una trafficatissima Lomazzo Bizzarrone e il ponte purtroppo se n'è andato. Per vie traverse, ma siamo arrivati anche alla stazione di Solbiate Albiolo. Qui la ferrovia non esiste più. Adesso qua dopo la stazione hanno fatto un grande deposito dei bus. Siamo arrivati ad Albiolo, più in là di così non si riesce ad andare, lì c'è il deposito dei bus e quindi ci fermiamo. Alla prossima!